c'è già tanta gente, stiamo scaldando un po' i motori. Io sono con due grandi maestri, Francesco Trischitta e Giuseppe Arena. Due grandi maestri che insieme hanno unito le forze, le loro conoscenze, la loro grande esperienza per presentare una novità quest'anno. Noi molto fedeli alle nostre tradizioni abbiamo preso il re della pasticceria siciliana, che non è altro che il cannolo, e ovviamente riportandolo con un pizzico di innovazione. L'innovazione sta in una buccia di cannolo fatta dal collega da Francesco Trischitta, che ha la sua pasticceria, che le fa artigianali, e così l'abbiamo voluta trasformare a cono proprio per il cannolo. A questo abbiamo voluto aggiungere questa novità, chiamiamola novità, il gelato o di ricotta di pecora, rigorosamente di pecora, o il gelato di gianduia. Questo per noi è come una sfida, no? Essere fra i primi a presentarlo, specialmente in Sicilia, per me è un onore, anche per il collega. Infatti quando molte volte non dice, quando mi hai detto questa follia, questa pazzia, non ci voglio credere. Noi cerchiamo di dare il nostro meglio, puntiamo al massimo e buona fortuna a tutti allora. Francesco, è stato difficile realizzare la buccia con questa nuova forma? No, non è stato difficile, perché l'iniziativa che mi ha dato Giuseppe mi ha invogliato. Francesco, è una sfida, dobbiamo accettare le sfide, perché le sfide sono l'innovazione della pasticceria. Per cui ho detto, dimmi la tua idea. La mia idea è proprio dalla cialda del cannolo produrre un cono, si può fare. Guarda, ci penso un pochettino, qualche giorno, e poi ho dato la risposta. Giuseppe, ci siamo, lo possiamo realizzare, e da lì ci siamo impegnati a fare, ho ritirato delle canne di acciaio inox, e di lì dal proprio impasto che io produco le cialde del cannolo ho realizzato questa cialda proprio. Esperimento riuscito, ma posso chiederti gli ingredienti che saranno, immagino, quelli canonici, gli ingredienti della cialda? Gli ingredienti sono quelli tradizionali, più semplici sono e meglio è. Dalla farina di grano tenero 00, zucchero, strutto, cacao e sale e vino rosso ovviamente. Stop, non ci vuole altro. Sono ingredienti naturali, non c'è niente conservante, non c'è nulla.